Ascoltate. La Convenzione internazionale approvata il 20 novembre dell'89 dall'Assemblea Generale dell'ONU, in occasione del ventennale il Comune di Ponzano ha deciso di avviare una serie di iniziative. I protagonisti naturalmente non potevano che essere loro, i bambini. Tanto che il sindaco ora chiede al titolare di pensare a qualche altro nome più consono al luogo. Secondo i cittadini l'opera pubblica non risolverebbe il problema del traffico in città. Cambiamo ancora argomento, 3 persone sono state arrestate, è indagato per corruzione dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta a carico dei fratelli Poletti, ex proprietari del Calcio Venezia. Perquisiti dalla Finanza la sua casa, i suoi uffici, 4 avvocati formeranno il collegio di difesa e sentiamo proprio gli avvocati. Raggiunto da un avviso di garanzia potrebbero presto trovarsi anche i sindaci veneti. Adesso una piccola pausa pubblicitaria. Ieri sera a tavola rotonda organizzata dal Partito Democratico, sentiamo che cosa è emerso. Tutto l'anno gratis sugli autobus in cambio di 150 ore dedicate alla comunità. Andiamo a conoscere. Del centro commerciale La Corte a Mortese. Guardiamo. Da agosto si trova agli arresti domiciliari con l'accuse di corruzione. Avrebbe intrattenuto rapporti con l'ex comandante della finanza di Arzignano, Luigi Giovine, appena finito in manette. Allora sentiamo tutti i dettagli di questa vicenda. Mercatino di Natale che ravviverà la zona fino al 19 dicembre, la prima di una serie di iniziative che l'amministrazione sta per mettere in campo. Andiamo a conoscerla allora.